L'impatto del Covid sul commercio al dettaglio del Veneto, drammatici i risultati dell'indagine di Unioncamere, moda, calzature tessile, i settori più colpiti, pesantissime le ripercussioni occupazionali. Divieto di spostamento tra comuni a Natale, tra Spresiano e Villorba, si consuma uno dei paradossi della Marca, un intero quartiere vive sul confine, noi prigionieri in casa, dicono. Contagio, le precisazioni di Zaia, qui numeri più alti che in altre regioni perché vengono effettuati più tamponi, il capo dipartimento della sanità russo, senza il vaccino mi sento in trappola. Ripartenza delle scuole, servono 802 autobus in più in Veneto per il rientro degli studenti delle superiori, un piano che verrebbe a costare 31 milioni di euro. Anche nella Marca lo sciopero del pubblico impiego, il Covid ha acuito le problematiche, dice la CGIL, attacco degli artigiani, protesta sbagliata nei modi e nei tempi. Incidente sul lavoro a Spresiano, una forte folata di vento fa perdere l'equilibrio ad un 41enne che stava scaricando del materiale da un rimorchio. Lutto nel Movimento 5 Stelle, si è spenta Roberta Longhin, storica militante prima nel gruppo di Venezia, poi in quello di Mogliano Veneto, dove nella primavera dello scorso anno si era candidata a sindaco. Oggi pomeriggio l'accensione dell'albero di luce posizionato davanti all'ospedale Cafoncello, il riconoscimento della comunità nei confronti del personale sanitario e come gesto di attenzione ai ricoverati. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 in apertura di questa edizione trevigiana. I dati tremendi, davvero preoccupanti che arrivano dal fronte del commercio. Indagine di Unioncamere del Veneto, moda, calzature, tessile, i settori più colpiti anche nella Marca. Fatturati, consumi, posti di lavoro sono preoccupanti i numeri che fotografano l'impatto del Covid-19 sul commercio al dettaglio, evidenziati da una ricerca di Unioncamere Veneto. Se noi pensiamo che abbiamo perso 25.000 punti vendita, non sono numeri pochi, ma sono numeri consistenti. I settori ovviamente più in crisi, sappiamo la ristorazione, gli alberghi eccetera, ma non ci sono solo quelli, ci sono altri settori come il settore calzaturiero, il settore moda. Ma l'elenco dei settori in pesante crisi è lungo e non può non avere anche risvolti sull'occupazione. Perdere 37.000 posti di lavoro credo sia un altro momento di riflessione che la politica deve prendere in considerazione su cosa fare. Ecco dunque che la presentazione dei dati diventa un accorato appello alla politica dal mondo delle imprese del commercio. Non bastano i sussidi, ma serve un piano generale di ripartenza. A noi interessa capire come rimettere in moto questo paese e come affrontare. Parlano di questi recovery fund, hanno capito come investirli e dove investirli. Qui non si deve accontentare nulla e nessuno, qui si deve accontentare l'Italia e le imprese italiane. Detassazione, nuove infrastrutture, sburocratizzazione, le richieste delle imprese che sollecitano un tavolo di confronto con la Regione e allo Stato chiedono di far sì che il Recovery Fund da debito diventi investimento per il rilancio. Deve essere un investimento, perché io non ho paura di fare un debito nella mia impresa se è considerato un investimento che mi sto allargando, che mi sto investendo per ampliare la mia attività. Se viene ragionato in questo modo, noi ce la faremo. Se viene ragionato nei termini in cui ho visto già la piega di sussidi, di aiuti, di questo e di quello, questo paese non ce la farà. Toni drammatici quindi, ma un altro fronte caldissimo riguarda il DPCM di Natale, in particolare il divieto di spostamento tra comuni nei giorni clou delle festività. Ci sono dei paradossi in tutta la Marca, questo in particolare tra Spresiano e Villorba. Allora, io adesso sono a Spresiano, lato sinistro, via Baracca, e sono a Spresiano. Invece Beppi, lato destro, a Villorba, quindi a distanza di pochi metri, uno in un comune e uno in un altro. È qui tra Visnadello e Venturali che si consumerà uno dei tanti paradossi di Natale della Marca, un confine amministrativo invisibile che per queste feste 2020 diventa un solco quasi antropologico, visto il divieto di spostamento tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. Nel caso del signor Dino non si dividono solo le famiglie, ma le stesse abitazioni. Il cortile è diviso, c'è una parte di Villorba e la nostra parte qua di Spresiano, quindi anche a venire a ritirare la posta sono in contravvenzione perché sono fuori comune, sicuramente.
Poco distante, in una quadrifamiliare, la questione diventa kafkiana. 3 case sono a Spresiano, la quarta a Villorba, con un'unica via d'uscita in territorio spresianese. Noi uscendo saremo già in contravvenzione, dovremmo proprio stare a casa. Mia mamma e mio suocero abitano comunque a 50 metri da casa nostra e noi per le feste natalizie non li possiamo comunque fare gli auguri, salutare, insomma condividere perlomeno il pranzo anche di Natale, ecco. Cartina geografica alla mano, è lo stesso sindaco a tracciare la mappa di un Natale blindato, evidenziando paradossi e chiedendo buonsenso. Bisognerebbe valutare zona per zona, ecco. Ci sono appunto zone di confine come questa che vedete, per entrare in casa propria si devono attraversare magari 3 comuni, capite bene che è un paradosso. Anche il gatto qua è in contravvenzione. Il gatto è in contravvenzione. Ci sono poi i dati del contagio con il Veneto che sta macinando record su record, ma a fare chiarezza è intervenuto oggi il governatore Zaia con la dirigente Russo. Tutti i quotidiani nazionali titolano più o meno nella stessa maniera. Il Veneto è la regione con più positivi d'Italia. Non è vero? Cosa vuol dire questo? C'è il Veneto più positivi d'Italia? No. Il Veneto è quello che trova più positivi ogni giorno. Sì, ma non perché ne abbiamo di più, perché li andiamo a cercare. Zaia non ci sta e una volta per tutte vuole chiarire perché i numeri del Veneto in fatto di contagi siano così elevati rispetto al resto del paese. Lo fa insieme al capo del Dipartimento Prevenzione. Noi abbiamo un modello di testing che è unico nel suo genere, cioè facciamo una strage di tamponi. E interessa dirvi e continuare a sottolineare che se facessimo invece che 60.000 tamponi ne facessimo 120.000 avremmo sicuramente 6.000 positivi al giorno. Quel che conta, ribadisce il governatore, è la percentuale sul totale dei tamponi, concetto rafforzato dalla Russo, che aggiunge: finché abbiamo strategie e modalità di calcolo degli indicatori differenti, questi non sono confrontabili tra loro. I test rapidi hanno consentito di individuare precocemente i soggetti positivi e isolarli. Noi come Regione abbiamo puntato moltissimo su questo tipo di diagnostica, perché questo era il nostro obiettivo, isolare precocemente i soggetti positivi. È chiaro che questo ha aumentato tantissimo il numero dei tamponi, come diceva il Presidente. Ma non è così nelle altre regioni. La Regione Lazio, per esempio, nella flowchart della propria strategia di sanità pubblica, ha tolto la conferma, la ricerca della positività nel contatto asintomatico. Ciò significa che per forza di cose i numeri alla fine sono nettamente inferiori. Come Regioni abbiamo cercato di interloquire con l'Istituto e col Ministero, mettendo in evidenza che questo crea delle discrepanze. Tra l'altro anche l'Istituto Superiore di Sanità fa fatica a mettere sullo stesso piano tutte le regioni, perché anche la trasmissione e la completezza dei dati non è uguale. Ora però tutte le regioni dovranno adeguarsi a questo sistema. Il Veneto, che ne è capofila, ribadisce Zaia, rischia però di pagare la sua virtuosità. I dati attuali, aggiunge poi Russo, non sarebbero comunque tali da farci scivolare in area arancione. E poi la questione vaccini. Appena comincerà anche l'Europa, anche lì cominceremo a disegnare, a vedere rappresentata un'altra curva e un'altra storia. Certamente io fino a quando non arriva il virus, il vaccino, se vuole sapere la mia opinione, mi sento in trappola. Perché credo che non possiamo pensare di vivere in un sistema di restrizioni e allentamenti. Oggi a Marghera con il governatore Zaia anche l'assessore regionale ai trasporti De Berti, che ha fatto il punto sulla ripartenza delle scuole all'appello. Mancherebbero 802 autobus. Per quanto riguarda la ripartenza delle scuole il 7 gennaio come previsto da DPCM, la Regione ha incontrato i vari prefetti. L'assessore De Berti ha annunciato che il Veneto ha già predisposto il piano. Loro prendono atto del fatto che in Veneto il piano sostanzialmente lo abbiamo già fatto, i tavoli provinciali li abbiamo già fatti, è un mese che stiamo lavorando e loro a questo punto, se dovessero riattivare i tavoli e cominciare oggi, una cosa è certa, ne sono consapevoli, i ragazzi il 7 di gennaio a scuola non ci andrebbero.
Su 213.000 ragazzi delle superiori ne torneranno a scuola 160.000, ovvero il 75% per ogni istituto. Studiato il piano trasporti, questo per evitare quello che era accaduto all'inizio dell'anno con assembramenti e bus strapieni. Dovranno essere trovati 802 autobus in più a livello regionale, di cui 771 privati. Con le aziende di trasporto, nei confronti che abbiamo fatto, è emersa anche la necessità di ipotizzare l'assunzione di personale per il controllo anti-assembramento nelle stazioni o nelle fermate più critiche, e tutte le aziende di trasporto insieme hanno espresso la necessità di assumere 227 persone. Un piano questo che costerà ben 31 milioni di euro. Considerando che questo piano sostanzialmente il DPCM ha previsto che lo facciano i prefetti, noi lo abbiamo già fatto, ma è un'incombenza che va sui prefetti ed emerge come imposizione dal DPCM. Tutte le regioni, non solo il Veneto, danno per scontato che queste risorse arriveranno da Roma. Per quanto riguarda la modalità di rientro a scuola, la De Berti è stata chiara. È stato escluso il doppio turno, ed è stato escluso sia il doppio turno mattina-pomeriggio sia il doppio turno 8-10. Invece è stato mantenuto, a seconda degli accordi tra scuole e aziende di trasporto, la possibilità di entrata fino alle 9. A breve saranno organizzati dei tavoli provinciali tra venerdì e lunedì, ai quali parteciperà anche la Regione. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme per parlare dello sciopero del mondo pubblico che ha interessato oggi anche il trevigiano. Il Covid ha acuito le problematiche, denuncia la CGIL, ma dagli artigiani arriva un attacco frontale. Il Covid ha semplicemente acuito una situazione già che era emergenziale, e quindi noi oggi ci troviamo ad avere una situazione abbastanza ingestibile all'interno delle varie amministrazioni, che siano esse la sanità, ma penso anche ai lavoratori delle prefetture, piuttosto che quelli delle questure, piuttosto che a qualche comune anche all'interno della nostra provincia che si trova oggi nell'impossibilità di assumere nuovo personale. Una protesta a 360 gradi, quella dei sindacati non solo per la sanità ma anche per le altre articolazioni dello Stato, amministrazioni locali comprese, pure nel trevigiano, dove però lo sciopero non va proprio giù agli artigiani che contestano tempi e modi in un quadro economico aggravato dalla pandemia. Tutto sommato chi lavora nel pubblico impiego ha avuto garantito lo stipendio e ha avuto garantito tutto, no? Quindi che ci sia legittima aspettativa dei rinnovi dei contratti, questo ci sa, però mi pare che la tempistica non sia questa. Anzi, per il numero uno degli artigiani il rischio è quello di dividere ulteriormente i lavoratori. Non tutti sono garantiti anche nel lavoro, allora chi sta a casa e non ha neanche di che mangiare a mezzogiorno, evidentemente non gli diamo un grande futuro con questi esempi. Sindacati che a livello veneto si sono ritrovati a Venezia e che di fronte alle critiche peraltro messe in conto tirano avanti e anzi rilanciano. Io penso che in una fase come questa, appunto perché siamo lavoratori pubblici e abbiamo garantito i servizi in tutti questi mesi di grande difficoltà, abbiamo diritto come tutti gli altri lavoratori al rinnovo del contratto. Incidente sul lavoro questa mattina alla Fassa Bortolo di Spresiano, probabilmente a causa di una forte folata di vento. Un autista che stava scaricando del materiale da un rimorchio ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo. L'uomo, 41 anni, domiciliato a Pederobba, dipendente di una ditta di trasporti, è stato subito soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Treviso. Ha riportato diverse lesioni, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto lo Spisal e i carabinieri di Spresiano. Gli effetti del maltempo, rientra l'emergenza anche nella Marca, ma restano le ferite sul territorio, in particolare nella zona del Fadalto. I bimbi delle elementari costretti a prendere l'autostrada per andare a scuola, così come gli abitanti di Fadalto per scendere in città per qualsiasi commissione. Le due enormi frane che sono precipitate sulla statale 51 di Alemagna hanno diviso in due il comune di Vittorio Veneto. Abbiamo la statale bloccata in due punti, fra l'altro la parte nord del mio comune, quella fadaltina,
deve servirsi esclusivamente dell'autostrada oggi per poter connettersi ancora con il centro, quindi statale che impedisce il traffico proprio della statale e impedisce anche i movimenti all'interno dello stesso comune. È un comune molto grande, come sapete, quindi tra la parte nord e la parte sud non c'è più la possibilità di transitare. La preoccupazione ora è quella dei tempi che saranno necessari per riaprire la statale, l'unica che consente il transito da nord a sud di Vittorio. Con l'ultima volta che è successo siamo stati con 2 anni di problemi, abbiamo subito pensato di fare un tavolo di lavoro con Autostrade e con ANAS e sarà domani, in modo tale da cercare di abbreviare i tempi e non cadere in quei meccanismi perversi che hanno fatto sì che per 2 anni rimanessimo senza la statale. Negli ultimi anni di frane ce ne sono state parecchie, con l'ultima nel 2017 la Lemagna rimase chiusa per quasi 2 anni ed il timore è che ora l'incubo si ripeta. Nel frattempo il comune di Vittorio Veneto ha anche pensato ad un piano B che consenta in futuro di evitare situazioni come questa. Di creare una strada nel bosco praticamente invisibile ma che corra parallela alla statale, sopra la statale, in modo tale che quando dovessero verificarsi ancora fenomeni franosi il problema ci sarebbe su questa strada e non sulla sottostrada statale. Se riusciamo a eseguire un'opera del genere credo che dopo potremo vivere sonni tranquilli. Lutto nel Movimento 5 Stelle, si è spenta Roberta Longhin, storica militante del movimento, prima nel gruppo di Venezia, poi in quello di Mogliano Veneto, dove nella primavera dell'anno scorso si era candidata anche a sindaco, dipendente pubblica, 2 figlie, era malata da tempo, la data dei funerali non è stata ancora fissata. Cambiamo decisamente argomento perché sta creando un mare di polemiche il progetto della Coldiretti presentato a Verona di fusione nazionale dei consorzi agrari e preoccupazione per quello di Treviso e Belluno. Fondere tutti i consorzi agrari per creare un'unica realtà nazionale capace di confrontarsi con il mercato interno ma soprattutto internazionale. Un progetto di Coldiretti che ha subito innescato un vespaio di polemiche non solo in Veneto ma anche in Friuli, con le regioni che chiedono chiarezza. Un tema che l'ex assessore Giuseppe Pan porterà in Veneto in terza commissione, mentre in Friuli il titolare dell'agricoltura Stefano Zagner ha chiesto più chiarezza ai delegati sentiti in audizione a Trieste. Un tema che preoccupa il mondo agricolo trevigiano, con quei 14 milioni di euro liquidi del conto corrente del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, oltre a gran parte delle sedi di proprietà. C'è chi dice andiamo a pagare i debiti dei consorzi che sono in rosso. Ma questo non è assolutamente vero, queste sono informazioni distorte che sono arrivate in maniera inesatta, non è assolutamente questo lo scopo, anzi è lo scopo molto più nobile, molto più a più ampia veduta. Intanto non sono tutti i consorzi nazionali, ma si parla di 7-8 consorzi del centro-nord Italia, perciò è un'opportunità che stiamo vagliando, stiamo valutando. L'idea è di snellire i costi fissi creando una centrale unica e contemporaneamente avere più peso con i fornitori mondiali, ma non a discapito di un piccolo tesoretto accumulato in generazioni di servizi agli agricoltori. Per questo il Presidente sottolinea come ogni cambiamento sarà comunque condiviso con tutti. Un obiettivo che ci dobbiamo porre, ma ripeto, condividendolo con il territorio, condividendo con i nostri soci, con il personale tutto, che deve essere, ripeto, parte integrante e convinti di fare questo sforzo che negli anni sicuramente darà soddisfazione. Oggi pomeriggio si è tenuta la cerimonia di accensione dell'albero di luce posizionato davanti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, quale segno di riconoscimento della comunità trevigiana nei confronti del personale sanitario come gesto di attenzione ai ricoverati all'interno della struttura. È il nostro grazie, dice il primo cittadino di Treviso Mario Conte. Questo albero vuole testimoniare con la sua luce che la comunità trevigiana è al fianco dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari e dei volontari, ma anche vicino a coloro che dovranno purtroppo trascorrere le feste in ospedale. Torna il Gioca Trevisana, il gioco dell'oca che attraverso 63 caselle racconta le caratteristiche della città. 6 ristoratori che hanno aderito, un impegno importante per raccogliere fondi a favore della LILT. A Treviso
c'è la possibilità di fare un doppio regalo per questo Natale così diverso dagli altri, acquistando un dono rigorosamente local e dando un aiuto concreto alla Lilt. Torna infatti anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà legate al Covid, il gioco dell'oca in salsa trevigiana che ha spopolato lo scorso anno durante le feste. Ecco il G-Oca trevisana di quest'anno, la confezione con il tabellone, il pit stop, con le tradizioni del nostro territorio, dal tiramisù al prosecco, e le penalità. Spunta la casella con la mascherina. Quest'anno al posto dei bigui ci sono i subiotti. Quest'anno abbiamo pensato di fare i subiotti, che è appunto questo maccheroncino rigato, e di abbinarlo, sempre rimanendo in territorio, abbinarlo ad un ragù d'oca e ai carciofi. La ricetta è ancora una volta della food blogger trevigiana Angela Maci, tanti professionisti della ristorazione locale coinvolti. L'anno scorso ha avuto un successo discreto, anzi se ce ne fossero state altre da vendere avremmo tirato su ancora più soldi. Quest'anno siamo molto felici di aver partecipato ancora, cerchiamo di venderne ancora di più. L'iniziativa è ideata dal Pastificio, laboratorio di comunicazione trevigiano. Per aderirvi basterà recarsi in uno dei 6 punti vendita tra Armana, Naneti, Equilibri, Il Cantiere, D'Alfredo e Etto. È una categoria in difficoltà, è una categoria che ha un ruolo sociale estremamente importante, oltre che economico ovviamente, e quindi è anche, come dire a loro ci siamo, e loro hanno detto anche loro ci siamo, perché loro hanno aderito e venderanno presso le loro strutture la pasta. L'iniziativa andrà a sostenere un progetto ambizioso della Lilt, un regalo che potrebbe davvero rendere questo Natale ancora più autentico. L'abbiamo nominata intrecci unici di prevenzione e riabilitazione. All'interno ci saranno 6 ambulatori per la diagnosi precoce del tumore al seno, per la diagnosi precoce del melanoma, per l'attività di assistenza psicologica ai malati e ai loro familiari che ne facciano richiesta. I vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti alle 5 della mattina per soccorrere un cane di piccola taglia. Lo vedete nelle immagini, caduto accidentalmente nel fiume Monticano in centro Derzo, nei pressi della piazza centrale. Il cagnolino è stato portato a riva dai pompieri, che l'hanno riconsegnato infreddolito ma sano e salvo alla proprietaria. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove siamo al 6° giorno consecutivo di maltempo, l'emergenza non è rientrata, i danni sono incalcolabili, migliaia le utenze senza energia elettrica. Fa il punto in questo servizio Tiziana Bolognani. C'è la neve, tanta come non la si vedeva dal 2014, più di 3 metri a Ravalles e sopra Cortina, 2,5 metri a Misurina, 1 metro e più nei comuni di montagna, molti dei quali isolati a causa del rischio altissimo, frane e valanghe. Giorno 6 di un'ondata di maltempo che pare sia in fase di esaurimento, ma che ha messo in ginocchio tutto il bellunese, come più di Vaia, come più dell'alluvione del 66 e del 2010. Non ci sono state vittime, il miracolo resta nella foto simbolo di questo dicembre 2020, quella del mezzo sul quale viaggiavano 3 vigili del fuoco volontari di Gosaldo, precipitato assieme al ponte sul torrente Ren. In queste ore la perturbazione concede una tregua, ma sono ancora in migliaia i bellunesi senza corrente elettrica, soprattutto nella zona del Comelico, e i disagi sono oramai la metafora di chi vive in montagna. La conta dei danni sarà lunga e difficile, con numeri inimmaginabili, dicono all'unisono il presidente della provincia Roberto Padrin e il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Bortoluzzi. Ad una stima provvisoria si contano oltre 100 frane e episodi diffusi di dissesto idrogeologico ovunque, ma, dicono Padrin e Bortoluzzi, non possiamo attribuire ogni colpa al clima. Il problema parte da lontano e si può riassumere nella cosiddetta coperta corta, quella per cui comunque la si tiri si rimane al freddo, ed è la coperta corta che crea danni incalcolabili al nostro territorio. Azzerato da 6 anni il fondo statale per la viabilità, per gli interventi necessari bisogna recuperare fondi da una parte e toglierli laddove sono stati originariamente destinati. Da qui la richiesta. Noi chiediamo che veramente venga istituito un fondo per la montagna, che vengano trovate delle risorse, ma soprattutto anche delle semplificazioni burocratiche che permettono ad esempio a un ente come la provincia di poter utilizzare le risorse sul territorio. Un fondo per la pianificazione degli interventi, personale, una cabina di regia che permetta la filiera corta nel dialogo istituzionale con gli enti di riferimento per semplificare la vita a questa parte del paese che rischia di scomparire. Disagi e frane anche nel comune capoluogo, sopralluogo questa mattina del sindaco Massaro.
Saranno necessari lavori, tempo, pianificazione degli interventi. Anche il territorio comunale di Belluno sta pagando lo scotto del maltempo che da 6 giorni non molla la montagna. Famiglie isolate, collegamenti insostenibili. Con il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, siamo nella zona di Pian del Monte. Siamo venuti in sopralluogo per una frana che da ieri, sindaco, preoccupa quegli abitanti di questa frazione. Ci spiega che cosa sta accadendo? Ma sta accadendo sostanzialmente che il terreno intriso di acqua, il peso ovviamente degli alberi o addirittura in altri casi paradossalmente la mancanza degli alberi a causa di vaia, sostanzialmente stanno innescando dei fenomeni meccanici di scivolamento del terreno verso il basso. In questo momento non solo se ne sono aperte altre 2 questa notte, questa mattina ce n'è una terza nella zona di Mussoi, quindi sostanzialmente ogni giorno si aprono 3-4 frane e la situazione sta diventando veramente molto difficile da gestire. Salendo lungo la strada che porta nelle frazioni di Cete, Tasei e Pian del Monte incontriamo 3 transenne che vietano il transito ai non residenti. In tutti e 3 i casi abbiamo trovato i varchi aperti. E ci troviamo sostanzialmente con 3 punti che sono pericolosi per le auto in transito, sono pericolosi anche per le persone che eventualmente risiedono in questa zona. Vedi, per esempio. C'è un'auto in transito nel momento in cui il sindaco ci sta spiegando quanto tempo e fiato abbia sprecato in questi giorni per invitare tutti a stare a casa propria salvo emergenze. Abbiamo lasciato il sindaco Massaro per il sopralluogo, nuovi sopralluoghi che questa mattina si svolgono assieme alla Protezione Civile. Guardate, siamo arrivati poco sopra Pian del Monte, guardate da dove parte questo smottamento, questo movimento franoso che evidentemente interrompe anche la circolazione su questa strada che è oggettivamente pericolosa al transito. I danni sono enormi e tutto il territorio mostra inequivocabili segni di cedimento. La raccolta dei dati per avviare l'iter dei risarcimenti inizierà non appena la Regione darà il via libera. Questa quindi la situazione ancora complicata nel bellunese. Siamo alle battute conclusive, vi ricordo la nostra rubrica, il tuo presepe. Il Covid ci impedisce di venire a casa vostra, allora sarete voi a trasformarvi in speciali reporter, almeno per queste festività. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Potete anche inviarci i vostri auguri, ovviamente sempre in video. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, è davvero tutto anche per questa sera. Vi saluto e vi ringrazio. Adesso le previsioni del tempo. Buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Lento miglioramento del tempo sul nostro territorio, ma sarà soltanto una breve tregua perché da venerdì si affaccerà una nuova perturbazione. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì 10 dicembre. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso ovunque, non si escludono locali precipitazioni a carattere sparso. Dal pomeriggio in montagna prevarranno via via le schiarite, nuvolosità irregolare invece in pianura. Limite della neve sui 700.000 metri, comunque un po' più alto sulle prealpi e un po' più basso sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature minime tra 1 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Qui la giornata, vedete, risulterà maggiormente soleggiata, tuttavia con locali addensamenti nuvolosi a tratti anche compatti. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi invece sugli 8-11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige. Anche qui nubi sparse alternate a schiarite in aumento a partire dal pomeriggio, ma in genere senza fenomeni associati. Temperature minime sotto zero, massime sui 4 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.